Bisti TV, saluto a tutti, siamo che a fare questa intervista con Rosita Cannas, figlia di Salvatore Cannas, chi conoscete sto canto, so che è sua mamma. E benvenuti, mi raccomando. Esa mamma Nannolina Campus, che insomma te si conoscite, e Balsaldomos in bici, Bilasani in posada, ma su che a noi non interessa come il de e non sa che narrare da Rosita quale sia stata l'esperienza sia del Solmazzore e sia sua, ma fino in terza generazione de Suizzu chiata e chi accanto a Mannatueris insomma este inserire nell'ambito culturale della famiglia, insomma, questo concetto camunnato di Giorgia Sproni, questo de Nassone, che viene sì, este in terra di Aterue, comunque sì che ti arrestare. Ecco, Rosita, esco che ha servito un'azienda modello, non la sa a pintare bene, a descrivere bene, non la sa a spiegare qual è stato il contributo del babbo tuo, e te bosati imparato a fare, come si buona zappater bene o no, di questo che vos ha trasmesso babbo tuo Salvatore. Quindi presentati Rosita e spiegano chi è Sese in modo tale che solvisti che esoliscano. Bene, volentieri. Innanzitutto buonasera a tutti i vittesi, è un vero piacere essere qui. Io sono Cannas Rosita, sono la figlia di Salvatore Cannas e di Nennolina. Sono molto orgogliosa delle mie origini, che è una cosa a cui tengo tantissimo. I miei genitori, vi racconto brevemente la loro storia. I miei genitori si sono sposati nel 62 a Vitti e dopo il matrimonio si sono trasferiti in Toscana. Hanno raggiunto la famiglia di mia madre che si era trasferita in Toscana e quindi hanno iniziato a vivere qui da più di 50 anni. Nel 63 è nato mio fratello Gianni e nel 61 sono nata io. E la cosa diciamo che ci accomuna è questo forte legame alle nostre radici. Come ti raccontavo ieri, sia io che Gianni, pur non essendo nati a Vitti, però ci consideriamo sardi. Ho questo amore profondo per questa terra meravigliosa che è la Sardegna e anche per Vitti, perché io ci ho passato tantissimi, anche da piccola, ho trascorso tanto tempo e ho dei bellissimi ricordi di questo paese perché diciamo fino all'età di 18 anni riuscivo a rientrare a Vitti per almeno 3-4 volte l'anno, quindi ho delle amicizie molto, molto forti che coltivo tuttora e ho dei legami affettivi molto, molto profondi. Questo legame che mi lega a questa terra l'ho trasmesso anche a mio figlio. Io ho un bambino di 7 anni e anche lui ha questo legame insito che non si può spiegare, anche lui dice, racconta ai suoi amici che lui è sardo, quindi va molto orgoglioso delle sue origini e infatti ha il doppio cognome, quindi io tenevo talmente tanto a portare avanti questa tradizione che io ho dato anche il mio cognome, quindi lui ha il cognome logicamente di mio marito, che è toscano, e il mio. Questa caratteristica, il fatto dell'appartenenza a un popolo, no? Una terra, ci contraddistingue anche nel lavoro che facciamo. Noi abbiamo nostro padre e anche nostra madre, ci hanno trasmesso
innanzitutto l'amore, la passione per il lavoro e anche per la famiglia, quindi noi praticamente la nostra azienda è composta così, siamo io e mio fratello e i miei genitori, quindi i miei genitori ci hanno diciamo dato, ci hanno consegnato sostanzialmente un'azienda che noi stiamo portando avanti. E vi racconto un po' di che cosa ci occupiamo. Nel 62, appunto, quando i miei genitori si sono trasferiti qui, dopo pochi anni hanno acquistato questa azienda che è Rischeto, l'hanno acquistata nel 65 e inizialmente era un'azienda prettamente agricola, quindi c'era la coltivazione di cereali e da buoni sardi, da buoni pastori, anche un allevamento di ovini, sempre di pecora di razza sarda. Poi nel 91, diciamo, io ancora non ero in azienda perché prima di entrare in azienda ho intrapreso gli studi, quindi ho fatto l'università a Siena, mi sono laureata in legge, ho fatto poi la specializzazione in legislazione ambientale e dopo un po' di anni ho deciso che era giunta l'ora di portare avanti l'azienda di famiglia insieme a mio fratello, a cui sono molto legata, e anche ai miei genitori. E quindi diciamo che nel 91, quando io ancora non ero ancora in azienda, c'è stata un po' la trasformazione dell'azienda, perché abbiamo ottenuto la certificazione biologica, quindi erano anni in cui non si sentiva ancora parlare di biologico, quindi siamo stati pionieri, diciamo, in questo. E mio padre è stato molto intelligente perché, pur non capendo in quegli anni il passaggio dal convenzionale al biologico, però ha secondato quelle che erano le scelte, questa lungimiranza di mio fratello, e quindi ci ha appoggiato in questa scelta e quindi noi siamo quasi 30 anni una delle prime aziende a diventare biologici, almeno in Toscana. Quindi diciamo quindi da semplice azienda agricola e da allevatori, poi abbiamo fatto il caseificio aziendale e poi nel corso degli anni abbiamo fatto, diciamo, l'agriturismo, quindi le prime camere, appartamenti, poi sempre successivamente piano piano abbiamo fatto il ristorante. E diciamo che con gli anni un piccolo pastificio aziendale dove produciamo la pasta sempre biologica fatta con il grano antico, il senatore Cappelli, che coltiviamo, che è quello di Arischieto. Diciamo che offriamo, diciamo, un'azienda cosiddetta multifunzionale, perché te arrivi all'Ischieto e trovi tutta una serie di servizi che diamo alla nostra clientela, quindi dall'alimentazione biologica ai laboratori, perché nel nostro caseificio, oltre a produrre una ventina di formaggi di diverse tipologie, facciamo anche dei corsi. Quindi facciamo dei corsi, un corso molto carino che si chiama Tagliando si impara, dove appunto insegniamo sia agli adulti che ai bambini come insegniamo a fare il formaggio. E, quindi diciamo questa diversificazione logicamente è molto impegnativa ma anche molto stimolante, perché te arrivi all'Ischieto e ti si apre un po' un mondo, arrivano gli ospiti e te un po' li porti verso quelle che erano un po' le nostre origini, no? Quindi l'importanza del mangiare sano, di produrre e consumare il cibo, evitare gli sprechi di qualunque tipologia, la tutela ambientale a cui noi teniamo molto, e quindi gli insegno un modo di vivere, quindi anche del vivere con tempi un pochino più lenti. C'è tutta una tipologia, un approccio alla vita
che ci hanno insegnato i nostri genitori, no? Quindi è una cosa poi molto, molto bella che ci riconoscono tutti gli ospiti che vengono da noi e che fa parte, diciamo, di tutti noi sardi, è l'accoglienza. Quindi arrivano gli ospiti che all'inizio sono semplicemente clienti e quando vanno via sono diventati amici, no? Quindi c'è questo calore dell'accoglienza, del raccontare le proprie origini, del tramandare le tradizioni. Quindi sono tutti elementi che fanno parte del, del, del popolo sardo, no? E noi appunto ne andiamo molto fieri appunto di delle nostre origini. Has investito bene la cultura sarda, Enzo. L'hai trasportata in questo de Volterra e l'hai valorizzata, cioè l'hai fatto impresa, cioè non solo cultura de base, ma l'hai trasformata pure in impresa. Insomma, su biologico si sposa bene chi su rispetto chi ha su sardo, della campagna, dei suoi animali, Sì, insomma, l'hai modernizzata e valorizzata in 20 anni esatto. questa azienda, che è un'azienda pure particolare, insomma. Sì, sì. Infatti noi diciamo sempre vivere local e pensare global, cioè logicamente è un'azienda che è abituata a avere rapporti internazionali perché noi esportiamo molto all'estero, sia in Europa ma anche negli Stati Uniti e anche a Taiwan e Shanghai per quanto riguarda l'olio, perché noi oltre ai formaggi produciamo anche l'olio e quindi diciamo abbiamo questa visione internazionale. Poi considera Buscat che tutti gli anni partecipiamo a una fiera che si chiama la Biofact che viene fatta a Norimberga e lì c'è l'incontro di tutte le aziende, le più importanti nel mondo biologico a livello internazionale, quindi un momento di incontro, di confronto e tutti insieme abbiamo questa visione del mondo, comunque della tutela ambientale, del rispetto dell'ambiente, del territorio, di tutto ciò che ne consegue, del risparmio energetico, perché noi siamo convinti che nelle nostre mani, se tutti facciamo piccole azioni in questo senso, abbiamo un potere enorme, no, nelle nostre mani. Così quando facciamo delle scelte sull'alimentazione, nel momento in cui io acquisto da un piccolo produttore locale, quindi non vado nella grande distribuzione, ma acquisto, no, nel mio paese da un piccolo produttore, io sto dando un segno ben preciso a livello economico. Quindi se tutti agissimo in quel senso, anche l'economia di ogni regione, quindi di ogni nazione, andrebbe in un determinato settore. Non sono gli altri che decidono per noi, ma siamo noi che decidiamo. Quindi non è la grande distribuzione che decide cosa farci mangiare, ma siamo noi che decidiamo di acquistare il formaggio da un determinato produttore, il vino, l'olio. Ecco, è una cosa a cui noi crediamo molto. E questo Insomma, appunto è uno dei messaggi che ci hanno trasmesso i nostri genitori, no? has inventato un E, modello e l'hai viene già collettivizzato, quindi che lo praticate pure non solo in questa azienda, ma pure che sono rapporto tra azienda e altri fornitori. Che mi risulta che i prodotti che voi non avete, che chi pure o essere 41 posto a letto, ma è andato ieri, no, quindi ospitate sì, spruzzente in maniera sicchita, insomma, poi tanto al diese, e quindi a chi te pure ristorazione e su chi non produce voi se lo comporate sempre dai produttori biologici, insomma, su vino mi pare, te no? esatto. Certo, perché il concetto è semplice, no? Te quando vieni in un agriturismo, l'agriturismo si deve differenziare da un ristorante, per cui io a tavola devo mettere i prodotti che vengono fatti dagli imprenditori agricoli, quindi tutto ciò che produciamo noi logicamente lo mettiamo a tavola, quindi i formaggi, l'olio, la pasta, alcuni tipi di carne.
laddove noi non produciamo ci avvaliamo di nostri colleghi, sempre piccoli imprenditori agricoli come noi, quindi il vino è sempre di un produttore locale che fa vino appunto biologico, e lo stesso per tutto ciò. Il peperoncino, per esempio, un esempio è di un'azienda biologica che fa il peperoncino. Ecco, cercare di mandare un messaggio quando viene un ospite, che gli racconti una storia, no? Non è semplicemente mangiare una fetta di formaggio, ma sapere cosa c'è dietro, no? Sapere che come è nato quel formaggio, raccontargli tutta la storia, chi ti ha insegnato a fare il formaggio. Noi infatti, come ti raccontavo ieri, fra la gamma dei nostri prodotti, uno dei nostri prodotti, diciamo, di punta è il frutto di 20 anni di lavoro. Dopo 20 anni abbiamo ottenuto la certificazione DOP, quindi è un pecorino al latte crudo con caglio vegetale. Quindi è un pecorino che possono mangiare anche i vegetariani, non i vegani logicamente, però i vegetariani sì, perché è fatto con il caglio vegetale. E quindi, diciamo, se gli racconti agli ospiti che vengono, gli racconti la storia, no? E cerchi di portarli, di approcciarli a un modo di vita che è un po' lontano da quelle che sono diventate le nostre società, no? Il fast food, la vita sempre frenetica, questi tempi molto sempre alla rincorsa. Invece noi siamo proprio per veramente tutto molto più, una vita più rallentata, no? Che poi riscopri che il bello, no? È la cosa bella che io riscopro quando vengo in Sardegna e quando vengo a Vitti, no? La forza delle tradizioni, la bellezza di fare ancora il pane fatto in casa, del vicinato, di unirsi con queste belle tradizioni e portarle avanti. Cioè, sono valori veramente importanti, che fanno parte appunto del bagaglio culturale, che non va assolutamente perso, perché sono le cose più importanti che abbiamo. Ed è la bellezza, il motivo per cui noi ci teniamo, siamo tanto attaccati appunto alle nostre origini. In questo ciclo non sono a suo ruolo suo, cioè, Astes per esempio sono sporco, chi ha un doppio ruolo, cioè questo di riciclare la iotta e poi di produrre pure la sardizza, è tutto calcolato insomma in questa Esatto. azienda vostra. Casa Sardizza può servire sul ristorante, però insomma, allo stesso tempo dovete smaltire praticamente la iotta, che se no è stato un problema insomma. Certo, infatti praticamente funziona così, che noi producendo logicamente il formaggio dopo la ricotta a rischiero, quindi anziché doversi preoccupare di smaltire quello che se no sarebbe considerato un rifiuto, con l'allevamento di maiali, se lo utilizzi come forma di alimentazione, logicamente in aggiunta alle altre tipologie appunto di prodotti, però in aggiunta, e diventa l'alimentazione per i tuoi maiali, quindi è tutto, si chiude tutto. Logicamente è un allevamento di maiali non grande, contenuto, però ci consente di produrre appunto tutta una serie di prodotti che poi porti a tavola, quindi non si spreca niente, è tutto diciamo calcolato, è tutto in linea col nostro pensiero, un modo di vivere. E come l'azienda ha deciso pure della mezz'orare, che isco chi dovete storare a fare che su caseificio padronale, chi veste insomma che un po' così sta allargate a il bisogno di produzione, di maniera di produrre più moderna, insomma, no? Sì, perché logicamente il caseificio è un caseificio che, essendo stato fatto nel 91, ha delle dimensioni un po' piccole, poi inizia ad avere bisogno di una certa
questo tipo di manutenzione, per cui abbiamo già iniziato i lavori per creare il nuovo caseificio, quindi poi il caseificio piccolo rimarrà però per una tipologia di prodotti diversi e quindi verrà ultimato diciamo a fine luglio o settembre a seconda ora di quando ripartiranno i lavori e quindi abbiamo in corso la creazione di questo nuovo caseificio tutto con l'esterno, tutto arretrato per permettere poi anche ai visitatori che vengono di vedere anche dall'esterno come avviene appunto la lavorazione. Diciamo che cerchiamo nel nostro piccolo di investire sempre nell'azienda. Perché è vero che siamo... Hai partecipato pure a questa campagna di sostegno della saída dei vizi durante l'alluvione, insomma. Voi siete intesos o movito il voi pure di contribuire a saída che poi si immaginario è questa saída di voi tutto canto, insomma. Sì, sì, come ripeto io ho molti legami con vizi. Con moltissime famiglie, con tutta la famiglia De Murtas, appunto a cui siamo appunto molto legati. Zizzola Mea è Rina De Logu, poi ho Katia Brundu che è la mia madrina di cresima, così come la famiglia Monni. Ciro e Rina Lato, insomma tantissime famiglie a cui io sono legatissima, ho il mio testimone di nozze che è Sergio Del Logo a cui appunto sono legata da quando ero piccola, abbiamo insomma la nostra famiglia ha moltissimi legami con cui ci sentiamo spesso e che insomma fanno parte ecco, della nostra vita. Un'altra cosa a cui noi teniamo molto e che ritorna poi in azienda è anche l'amore per l'arte. Infatti quando voi arrivate all'Ispeto il portale d'ingresso è di un artista locale che si chiama Mauro Staccioli e quindi voi entrate, c'è questo portale, una sorta di triangolo, è come se uno entrasse in un altro tempo, no? Quindi abbandoni la modernità ed entri in un altro momento storico. E così come un'altra opera che è il nostro logo, è un'opera di un artista olandese che si chiama Emily Cummings e l'opera si chiama Equanimity e rappresenta una donna che tiene sui piedi il mondo, quindi rappresenta la forza e l'integrità delle donne, un po' come anche in Sardegna, no? Dove appunto sono le donne che hanno avuto sempre nella storia un ruolo molto importante, no? nella società. Insomma, un po' così ispirato al suo posto sacro e a Sabbia Mater, insomma, gira questo triangolo, aumenta sul triangolo del suo posto sacro del suo Tempiesu e questo di Santa Cristina, e poi questa idea di sa mamma, insomma, complimenti, vedete che su che vedo è addomesticata una cultura. Insomma, ci teniamo, dai, io penso che comunque tutti i vittesi abbiano una marcia in più, quindi di conseguenza i vittesi che sono usciti, che sono emigrati, hanno dato appunto tutti, diciamo, ciascuno nel proprio mondo, si sono distinti e questo perché c'è questo elemento che io ritrovo nel popolo di Vitti, no? Quindi un popolo molto... c'è un'intelligenza abbastanza evidente. diffusa, evidente, sì. Mi risulta che viene a
sì, su tuo minore, minore, uno solo nasa, uno de isso, Sì, sì, figlio unico, sì, Matteo, sì. cantata Nanne Dumeu, che è una de esas canzones plus caratterizzantes de esa cultura, vamos a narrare, cantata in Sardegna, insomma, non va gruppo sardo che non canta Nanne Dumeu, quindi il tuo è entrato proprio in preno in questa canzone, una delle canzoni tipo, insomma, è caratterizzante. Sì. Esatto, no, ma lui ci tiene tantissimo, infatti è proprio lui che gli chiede ai nonni di parlargli in sardo e quindi poi lui ha imparato delle canzoni sarde, è proprio una cosa che gli viene da dentro, non è che nessuno non gliel'ha detto nessuno, l'ha proprio respirato, è una cosa come ti raccontavo ieri, più delle parole vale l'esempio, no? Quando questo in tutte le cose, quando te dai l'esempio a tuo figlio nella vita del rispetto, dell'amore per la famiglia, delle tradizioni, dell'unità, è quello che conta, non è cosa gli dici, ma cosa gli trasmetti con il tuo comportamento. E quindi lui sente, no, questo amore che io ho per la mia terra, perché la considero appunto la Sardegna come la mia terra, e lui ha respirato questo sentimento profondo che gli deriva anche dai nonni e l'ha fatto suo e quindi anche lui sente l'esigenza di venire in contatto con quelle che sono le tradizioni, quindi ascolta spesso appunto anche lui la musica sarda, queste canzoni e quindi ascoltandole le ha imparate. E è molto bello, sono molto contenta che lui senta l'esigenza e la necessità di coltivare insomma, le proprie origini, perché insomma ne vado fiera, ne sono orgogliosa e quindi sono contenta che lui poi la racconti anche ai suoi amici di classe, insomma è molto bello questo. Ci fa sentire un po' meno lontani, no? Dalla propria terra. E infatti il mamma tua non ha perduto certo la scomparsa, la amicizia, cioè isco No, che continuamente l'ascoltivate, insomma, e si mantenete in contatto. assolutamente, no? Mia madre appunto è legatissima e si sente quasi quotidianamente con le sue amiche, quindi si ama. Per lei è un trauma lasciare Bitti, lasciare le amiche, gli affetti, è veramente stato molto difficile e nonostante che siano passati 60 anni, però questa ferita è ancora aperta. Infatti quando può lei appunto rientra, infatti abbiamo appunto come dicevi te sia la casa Bitti che la casa alla Caletta perché questo ci consente poi di rientrare non quanto vorremmo purtroppo per esigenze lavorative, però insomma quando possiamo rientriamo. Sono clienti che a Servoisi non hanno stabilito solo un rapporto tra cliente e a musannare le ospitante, ma gestire le sito sporo quasi a rientrare in questo gioco magico di amicizia, insomma, e di cultura, mi risulta. Esatto. Sì, li fidelizziamo perché praticamente come ti raccontavo, arrivano che sono clienti e poi vanno via che sono amici e questo poi ti consente, entrandoci in contatto, ti consente poi di fidelizzarli e poi tornano loro, tornano le loro famiglie, tornano gli amici, c'è un discorso di passaparola, ma questo si fa perché ti viene da dentro, non lo fai per avere per un tornaconto economico, lo fai perché fa parte del tuo DNA. Anche quando arrivano c'è magari nostro padre che gli racconta le sue origini, la vita appunto che faceva anche a Vitti prima di trasferirsi in Toscana. Sono tutti racconti che ti fanno avvicinare, no, alle persone e quindi
tornano perché le persone poi alla fine si sentono a casa, no? Quindi c'è questo, la cosa, il commento che ci dicono spesso appunto i nostri ospiti, quindi i nostri amici, è che venendo all'Ispeto le persone si sentono a casa, che c'è questa energia molto positiva, quindi c'è un clima particolare, una condivisione delle emozioni, delle esperienze, di una visione di vita che uno cerca appunto di trasmettere agli altri. Questo è un concetto metà complesso, però è stato analizzato in diversi libri. No ultimo, sul libro che ha scritto Pietrino Sordo, L'ultima Spagna, in un paese proprio descrivete questa capacità che hanno sardos di inglobare, cioè di assimilare praticamente vinas a portos esternos, in questo caso non sono clienti, ma in questo caso sul libro di Pietrino Sordo, quindi sono funzionari che mandano sono re spagnolos in Sardegna, che arrivavano arrogantes e poi si incarnavano innamorato di questa Sardegna, praticamente venivano avvoltos proprio, inglobatos. E voi questa cosa la state praticando praticamente in azienda vostra, la state praticando ed è una maniera di si rapportare proprio adesso sardo, che forse non tutte le altre collettività tesana, cioè noi che lo chiamiamo sul concetto di sapparadura, cioè di intervenire, di cercare comunque di inglobare intro di un contesto, insomma, è un'esperienza nostra veramente di studiare a fondo, insomma, ma penso che non sia solo questa azienda nostra, ma che sia successo pure in altri luoghi, che a me è capitato di piccare questa regione, che in altri il vizzicheso e sardos che sono in fora, una bella esperienza bello. Sì, ma infatti appunto questo è l'elemento che ci viene un po' riconosciuto, no? A volte noi abbiamo delle persone, tipo amministratori anche delegati di società importanti, no? E quindi una volta mi ricordo mio fratello gli chiese a uno di loro, ma perché te, no, che hai la possibilità di andare in alberghi di lusso, nei migliori posti, perché continui, no, a venire all'Ispeto, che comunque è un bioagriturismo, è molto bello a livello ambientale perché siamo all'interno del parco delle Valse Volterrane, quindi a livello c'è un panorama che è bellissimo, meraviglioso, però logicamente è un agriturismo, quindi c'è una realtà rurale, no? E lui praticamente ha risposto perché io quello che trovo all'Ispeto non lo trovo nel miglior albergo di lusso, io non lo trovo, no? Quindi il fatto di trovare il racconto di quello che uno è, di quello che fa, di quello che vorrebbe, degli obiettivi, delle passioni, della visione del mondo, no? Di un determinato tipo, avvicini le persone e ti fa capire e le riporti a quelli che sono i valori più importanti, no? Bene, bene. E questo poi lo trasmettiamo anche ai nostri clienti, quindi sia in Italia ma anche all'estero. Per esempio, come ti dicevo, noi oltre ai formaggi che appunto esportiamo in Europa, per esempio il nostro partner principale è francese, quindi questa è un po' una soddisfazione vendere i formaggi francesi. Però esportiamo anche l'olio, no? E quindi anni fa sono venuti a trovarci la delegazione dei nostri amici taiwanesi e quindi si instaura proprio un rapporto personale e questo è quello che ci contraddistingue rispetto magari a tante realtà. È la cosa che secondo me abbiamo noi sardi, che siamo un popolo, non c'è niente da fare, è una cosa che hai dentro. Bene, in questo momento usiamo più o meno 120 persone registrate da romanzesi. BTV in pratica è una cosa gai, cioè siamo
in noi che nato a ragionare nostra noisi. Vi sentivo un aschi pro custo, per in modo che non solo non ragioniamo a noi, che non inveniamo su cammino e come che su coronavirus manco cosa è possibile, ma riuniamo tutto da dentro e da ora in uno matessi loco può non ragionare. E quindi tu sei come ragionare che in tutto Zaida, è una cosa che sul mezzo di oggi lo permettini e se questa cosa non fi permessa e ne siamo usufruendo, insomma. Quindi io ti invito pure a partecipare a queste interviste in modo tale che iscasai te anche in atterue, insomma, se è un'esperienza uguale a sa vostra o se è diversa. Penso di intervistare qualcuno che sta in Argentina e qualcuno che sta in Belgio, che insomma tessi che sta in Belgio ha un'azienda, insomma tessi di tipo diverso, ma comunque che è un'esperienza meta simile, insomma, a sa tua. Penso, insomma, che il contributo che ha dato oggi è serva a tutto canto, insomma, questa idea deve comprendere che è una idea che esiste, che è via, che ha che cultura, e non solo in vizi, ma neanche cultura viene in fuori. Assolutamente, condivido il tuo pensiero e mi farà molto piacere far parte di questa comunità virtuale, lo farò con molto piacere. Bene Rosita, noi ti salutiamo, come a me non vedere che hanno bene a chi è sta, a chi non siamo a conoscere personalmente, ma io non è importante che io sono solo uno tramite, insomma, non so in un ruolo particolare, insomma, io sono solo preparando la sistrata, la pobbia che sedere, la senti vistichesa tutta in turno, insomma. Ti saluto. Grazie Bastianello, mi ha fatto molto piacere, mi sorridere e alla prossima. A tutti. Adios, ciao ciao.